Tuoni e fulmini sul Quirinale. Si scatena una vera e propria tempesta politica sulla testa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo la nomina dei nuovi 4 senatori a vita. I nomi sono tutti d'alto profilo: il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano, la biologa esperta di staminali Elena Cattaneo e il fisico premio Nobel Carlo Rubbia, tanto da sollevare l'entusiasmo della deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti, che al telefono, appresa la notizia, esulta. La soddisfazione che ci sia tra questi anche una donna che si è impegnata sempre nella scienza e nella ricerca scientifica in favore della comunità, ma anche gli altri nomi sono nomi di grande spessore, di grande valore, quindi sono molto soddisfatta della scelta che il Presidente ha fatto, confermando la lungimiranza di Napolitano. Ad accendere le braccia della polemica invece il governatore veneto Luca Zaia, che non la prende bene. In un momento di profonda crisi economica e sociale la nomina di 4 nuovi senatori a vita appare come l'ennesima occasione persa di lanciare al paese un segnale di austerity e rigore. Il riferimento di Zaia ai lauti stipendi da parlamentare non è puramente casuale. Sottile il commento del senatore dell'UDC, Antonio De Poli. Ha ragione Zaia, ma dovrebbe essere lui il primo ad applicare il principio dell'austerity sugli apparati regionali. Nomi di prestigio, nulla da dire, la voce del PDL è quella di Marino Zorzato, che prima si inchina e poi piazza il colpo. Il momento e l'opportunità? Ma si discute sul futuro del Senato, si discute se ridurre le 2 Camere a una sola, si discute di ridurre i costi della politica e poi arrivano queste 4 nomine. Mi sembra che non fosse una priorità. Sulla stessa linea il capogruppo del Senato del Carroccio, Massimo Bitonci, che accende i fari sulla scelta politica di Napolitano, una scelta che può spostare gli equilibri in un momento di crisi istituzionale. Sembra quasi un segnale che Napolitano vuol dare a chi pensa di fare cadere il governo per la questione relativa alla decadenza di Berlusconi. Quindi insomma, se dovesse esserci un governo Letta bis, può darsi che i numeri li trovino in altro modo. E già, la polemica è un piatto che si mangia caldo, anzi bollente. La discussione sui 4 senatori a vita però, a quanto pare, dato il momento, più che un piatto per i critici è un invito a nozze. Molto c'è ancora da dire, molto c'è da giurarci, verrà ancora detto.